Differenza al resi. Amici di Sportisili, ben ritrovati dallo stadio comunale Giovanni Aloisio, seconda giornata del girone B del primo Memorial Carmelo Buongiorno. Si sfidano Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga. Entrambe le squadre sono riuscite a vincere la prima giornata rispettivamente per 1-2. Il Bagheria ha battuto la Panormus, mentre la Polisportiva Gonzaga ha superato il Ciccio Galeotto di Misura per 1-0. Solito saluto di rito. Poi la parola passerà al campo per appunto la seconda giornata del girone B. Il primo Memorial Carmelo Buongiorno, storico direttore sportivo del calcio Sicilia, venuto a mancare qualche anno fa per una morte prematura, figura iconica del calcio giovanile siciliano. Polisportiva Gonzaga attaccherà da sinistra verso destra in maglia verde, risponde la Fortitudo Bagheria chiaramente da destra verso sinistra in completo total blu. Ultimi check del direttore di gara, che ha il fischietto in bocca. Si parte e allora mettetevi comodi per Fortitudo Bagheria contro Polisportiva Gonzaga, col primo pallone che è gestito dalla formazione in maglia verde con Hossein, che però perde la sfera e quindi rimessa con le mani per la Fortitudo. In contemporanea, in quel di Terrasini, si sta disputando il girone B con Renzo Lo Piccolo, Accademia Sport Trapani, Costa Gaia Adelcam e Panormus impegnate. Attenzione, qui prova a distendersi la Polisportiva Gonzaga con scarsi risultati, quindi Sarcona, la branca impresa, fa ripartire i suoi dal basso. Spallino. Meli scarica, poi passaggio lungo linea, prova a ripartire breccando la Fortitudo Bagheria con il suo numero 10. Ribaudo converge, poi scarico per Scardina, pallone allargato, ancora Ribaudo a campo per far male, 1-2 non riuscito. Era bella l'idea di D'Amico, poi conclusione dalla distanza provata da Audia, pallone direttamente sul fondo e quindi rinvio per la Polisportiva Gonzaga. 1:42 sul cronometro, 0-0 tra le due squadre che si affrontano. Un bellissimo impianto di Misilmeri. Siamo in diretta sul canale YouTube di Sportisili, media partner del primo Memorial Carmelo Buongiorno, che vi accompagnerà anche nella giornata di domani per le finali del torneo Under 17. La prima classificata del girone A affronterà la seconda classificata del girone B. Chiaramente l'opposto per quel che riguarda la prima del girone B con la seconda del girone A. Guadagna fallo qui Audia, che aveva provato ad allungare la falcata, è stato toccato irregolarmente secondo il direttore di gara, quindi calcio di punizione per la Fortitudo. Sul pallone Liga, chiama la distanza il numero 4, arriva il direttore di gara a contare i canonici passi. In barriera Catanzaro, mani sui fianchi per Liga,
che aggiusta i calzettoni e poi scucchiaia col destro sul secondo palo. Arriva il gol del vantaggio della Fortitudo, che su sviluppo di calcio di punizione ha trovato la rete del vantaggio con Flamia, che ha staccato di testa. E dunque 1-0. Per la Fortitudo, che al quarto minuto va in vantaggio con Giuseppe Flamia, classe 2006. È stato bravo a credere al cross del compagno, che ha messo sicuramente un pallone interessante sul secondo palo. Era troppo solo Flamia, ha staccato di testa e ha portato in vantaggio la Fortitudo. Dunque cambia il punteggio, 1-0 al Giovanni Aloisio. Dal basso adesso il Gonzaga prova a reagire subito, prova a non accusare il colpo psicologico. Chiama un fuorigioco qui la difesa della Fortitudo, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Poi l'ultimo tocco è di un calciatore con la maglia blu, dunque rimessa con le mani per il Gonzaga. Giambona, traversone, la chiama il portiere, viene ascoltato dal suo compagno e quindi Ribaudo prova ad andarsene, viene fermato. Un po' lenta qui, farraginosa la manovra della Polisportiva Gonzaga, che poi prova ad imbucare dalle parti di Hossain, che è un po' in ritardo, dunque rinvia dal fondo per la Fortitudo. Bravo Fabio, bravo Fabio! Audi, fatti vedere, Audi! Dal basso il Bagheria. Bravo! Andiamo, Totò! Dai che! Dai che! Ultimo tocco di un calciatore con la maglia verde, dunque rimessa con le mani per la Fortitudo. Ecco qui della Polisportiva Gonzaga. Giambona a campo, prova a prenderselo tutto ad allargare dalle parti di Hossain. Poi non gestisce bene la sfera la Fortitudo e quindi regala l'opportunità ancora alla Polisportiva Gonzaga di distendersi. Ribaudo prova ad allungare la falcata e viene fermato egregiamente da Acquaviva, che va lungo linea a cercare Catanzaro. È pressato Catanzaro in zona bandierina, commette fallo secondo il giudizio del direttore di gara, dunque calcio di punizione per la Fortitudo, che chiaramente non ha alcuna fretta dopo che ha trovato il gol del vantaggio su sviluppo di calcio piazzato con Flamia, numero 6, che ha battuto l'estremo difensore avversario. Attenzione a Ribaudo, che prende il tempo alla difesa avversaria, si incunea dentro l'area. Ribaudo col mancino, troppo flebile la sua conclusione. E dunque nulla da fare per la Fortitudo, che si era distesa molto bene in contropiede. Per questione di centimetri non raddoppiava quando siamo entrati da poco nell'ottavo minuto di gioco. Fuori gioco qui Ribaudo. Stoppa la palla al di là della linea difensiva composta da maglie verdi. Meli da Hossain viene fermato però dall'ottima diagonale difensiva di Insarauto, che poi tocca per un compagno, non trovandolo poi fortunato, perché la deviazione premia di fatto la Fortitudo. Rimessa laterale con le mani per la squadra in maglia blu. Liga va in verticale, poi apertura dalle parti di Ribaudo. Bravo poi Antonino Costanza, classe 2006, a breccare
mettere la sfera in fallo laterale, dunque rimessa con le mani per la Polisportiva Gonzaga. Bravo, Anto. Si combatte proprio sotto la nostra postazione. Bravo. Abiti Lannino, abiti là. Dal basso il Bagheria. Sei aperto per stringere Lannino. Il Sarauto fuori Baudo. Forte. Oh. Super Ozzo. Sbaglia il tocco Meli e quindi rimessa laterale per la Fortitudo. Le mani Cicalese, anzi che lascia l'incombenza a Insarauto. 10° minuto, 1-0 tra Fortitudo e Polisportiva Gonzaga. Audia si appoggia da Insarauto che imbuca a cercare la corsa di D'Amico, che tiene in campo il pallone e poi scarica per Ribaudo. Sbaglia però l'appoggio D'Amico, dunque riparte in contropiede, quantomeno ci prova la Polisportiva Gonzaga. E al di là nell'ultimo difensore avversario, il numero 15 Antonino Costanza, che si era buttato alle spalle della difesa avversaria, non con i tempi giusti secondo il giudizio del direttore di gara. Bravi. Forte sto contro. Oh, no, Gioca, gioca. A campo adesso per distendersi la Fortitudo. Audia va da Ribaudo, è la solita giocata classica, rientra sul destro Ribaudo che poi va da un compagno, si chiude l'1-2. Ribaudo destro-sinistro, passa in un fazzoletto, ancora Ribaudo, prova ad andarsene, viene fermato sul più bello il numero 10 che aveva alzato i giri del motore. Poi conclusione dalla distanza di Insarauto, che però non sortisce l'effetto sperato. Dunque contropiede ancora della Polisportiva Gonzaga, viene steso Hossain, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Bravo. Sali un po', Peppe. Con calma la Fortitudo. Solo. Gioca. Imbucata Buona Lanni. parte di Insarauto, che però non trova alcun compagno. Bella qui l'uscita, palla al piede di Acquaviva, che poi va da Giambona, traversone di Giambona, prova a liberare la conclusione Catanzaro, poi cerca un'imbucata per un compagno, viene fermato però, quindi ancora Fortitudo. Ci sono tanti spazi in campo aperto da una parte e dall'altra, squadre abbastanza lunghe. Ricordiamo che il torneo si gioca tutto oggi, poi le fasi finali nella giornata di domani. Catanzaro passa in mezzo a due, poi allarga per un compagno, arriva la parata di Sarcona, era stato bravissimo Catanzaro ad andarsene al limite dell'area di rigore, a cercare anche un compagno che però non è riuscito a battere a rete. Era stato Costanza a provare a calciare verso la porta di Sarcona. Dicevamo fasi finali domani, ovvero semifinale e finale, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Si distende qui la Polisportiva con Costanza che prova a liberare il destro, viene fermato sul più bello, dunque corner, il primo della partita per la Polisportiva Gonzaga. Calcio d'angolo, tante maglie verdi dentro l'area di rigore, pallone sul primo palo, troppo corto, prova la conclusione di prima intenzione, poi la spizzata vincente ma in fuorigioco. Nulla da fare per Costanza, che aveva spizzato con la testa dopo la conclusione di Federico Meli, classe 2007. Aveva di fatto schiacciato il pallone a terra. Bravo Costanza a spizzare. Era però al di là dell'ultimo difensore. Non temporeggiamo!
Ribaudo. Troppo. Esci forte, Marco. Esci forte, forte. Insarauto. Cicalese. Viene incontro Liga. Si prende un rischio. Per sua fortuna però non è letale. Ribaudo. Prende il pallone. Alza i giri. E viene fermato con l'ottima scivolata di Spallino. Dunque rimessa con le mani per la Fortitudo in zona avanzata, non ha fretta. La squadra di Loverso vince 1-0 grazie alla firma di Giuseppe Flamia, che è arrivata su sviluppo di calcio piazzato. Eccolo qui Ribaudo. Appoggia, poi traversone sul secondo palo, dove Scardina prova ad arrivare. Prima di lui però c'è l'ottima chiusura di Sutera. Quindi rimessa laterale per la Fortitudo, che resta in zona avanzata. Cassi, vieni. Nella prima giornata del girone A del Memorial Carmelo Bongiorno Under 17, la Fortitudo Bagheria ha battuto la Panormus per 1-2, mentre la Polisportiva Gonzaga ha superato di misura, di fatto in extremis, il Ciccio Galeotto. Qua primo cambio, anzi doppio, per la Polisportiva Gonzaga. Entra con la maglia numero 4 Profeta. Esce Costanza ed entra La Torre con la maglia numero 10. Quindi doppio cambio per cercare di cambiare sin dalle prime battute l'inerzia della partita, quando siamo al 16° minuto di gioco. 1-0 per la Fortitudo. Nel girone B si affrontano in contemporanea Renzolo Piccolo, Accademia Sport Trapani, Costa Gaia del Cam e Panormus, in quel di Terrasini. Poi prima contro seconda e seconda contro prima, per decretare chi andrà a disputare la finale, che verrà trasmessa da Sportisili domani. Dunque restate connessi sui nostri canali. Vieni Cassa di nuovo. Lungolina ce l'hai, falli. Per la categoria Under 15 ha invece vinto il Palermo in finale sull'Academy Panormus. Finale che è stata disputata nella giornata di ieri. Il focus adesso sulla categoria Under 17. Ribaudo prova a passare in mezzo a due, se ne va con un guizzo. Ancora Ribaudo, passa ancora. Adesso a campo per far male la Fortitudo. Imbucata di Ribaudo. Conclusione e raddoppio della Fortitudo Bagheria con Gabriele Rotolo. 2-0 al 17° minuto. Grandissima giocata di Ribaudo, che ha saltato praticamente 4 avversari. E poi ha servito Rotolo, che era posizionato molto bene per calciare a rete. Quindi 2-0 al 17 del primo tempo. Uno dei migliori fin qui, il numero 10 della Fortitudo, Kevin Ribaudo. Si sta divertendo, ma soprattutto sta anche facendo divertire. Cassata si appoggia a Catanzaro, alla profonda però Sain, che non arriva. In scivolata il primo ad intervenire Elo Presti. Quindi fallo laterale per la Polisportiva Gonzaga. Buon lavoro qui in uscita della Fortitudo. Ribaudo. Le azioni offensive della Fortitudo passano quasi sempre dai suoi piedi. In questa circostanza era stato bravo anche D'Amico a proporsi, dopo aver di fatto dato il là all'azione offensiva della Fortitudo, poi malamente sprecata sulla tre quarti avversaria. Palleggia! Deve chiamare lui, no Cassati, spalle che la palla. Ribaudo stoppa con l'esterno destro, sovrapposizione di Rotolo
Pochi istanti fa ha trovato il gol del 2-0, ancora Rotolo, si incuna dentro l'aria, prova a calciare, colpisce la traversa, grande occasione qui per la Fortitudo al 19° minuto per quello che sarebbe stato il terzo gol della partita della Fortitudo, ma soprattutto sarebbe stata la doppietta personale del 2007. Gabriele Rotolo, altro cambio qui per la Polisportiva Gonzaga. Rabbi, esci di là, esci di là. 20-13. Esce Rabbi Hossein, entra con la maglia numero 13 Manfredi Di Giorgio. Si combatte nella metà campo della Polisportiva. Matti. Bravo Peppe. Che prova poi ad uscire, palla al piede, è falloso l'intervento di colui che ha sbloccato la gara, ovvero Flamia. Calma Totò, vai dentro il campo. Sì, grande palla, tu, vai tu, come due, no. Pallone. Tutti messi bene, dietro Inza. È qua, oh, è qua. Nella terza giornata si affronteranno Academy Panormus contro Polisportiva Gonzaga, a chiudere il quadro odierno Ciccio Galeotto contro Fortitudo Bagheria, che riparte adesso ancora col solito Ribaudo che fa un gran lavoro e poi parata D'Amico in fuorigioco. È stato pescato Salvatore D'Amico dal direttore di gara. Francesco, velocizziamo! Oh, Dani, passiamoci un po', dai. Facciamo riscattare, non ce la facciamo a perdere. Aspettiamo un po' che La Torre, entrato da qualche minuto sul manto verde del Giovanni Aloisio di Misilmeri. Esci, esci! Cassata apre il gioco, poi viene incontro Catanzaro che prova a dribblare una zona di campo in cui, se si fosse liberato, avrebbe potuto certamente impensierire il portiere avversario. Così, vai dentro il campo! Oh. Bella qui la giocata di Insarauto, che va poi per vie centrali da Salvatore D'Amico, che a campo se lo prende tutto, poi apre il gioco. È difettoso però lo stop di Scardina, poi commette anche fallo, dunque calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga quando entriamo di fatto nel 22° minuto di gioco. Ancora 2-0 il punteggio. Qui esce in qualche modo Salcona, prende tempi, è bravo a recuperare il pallone dopo che inizialmente l'aveva perso. Rimane giù, poi lo presti dopo il contatto con il suo portiere. Ingresso in campo dello staff sanitario. Ne approfittano le due squadre per rifiatare. Giornata estiva in quel di Misilmeri quest'oggi. Tanto caldo, tante partite ravvicinate. Non è semplice trovare la miglior condizione di forma possibile. Si riprende a giocare al 23 del primo tempo. Arriva un'altra sostituzione per il Gonzaga. Vedremo se a breve o subito, tra qualche secondo probabilmente. Anche lunga, Totò, se non c'è. Ribaudo di mezzo tacco, cerca Rotolo. Se non vedi soluzioni. Ecco qui il cambio fuori con la maglia numero 7 Marco Giambona al suo posto.
entra Mensah con la maglia numero 18. Possiamo, no? Insarauto Avanza, avanza, avanza. Arriva Inza. col mancino profondo troppo per qualunque compagno. Compri, compri. Dal basso la polisportiva Gonzaga che deve accelerare se vuole quantomeno accorciare prima della fine del primo tempo. Ricordiamo 2 tempi da 25 Senza premura, Ruben, fai per decretare la vincente tra Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga. 2-0 il punteggio. Rotolo sul binario di sinistra, finta blanda, poi è bravo a leggere il suggerimento di Rotolo Spallino, che ha evitato che la sfera raggiungesse Ribaudo, che in quella posizione ha dimostrato di poter essere pericoloso in un paio di circostanze. Non portano la sua firma, i 2 gol della Fortitudo, ma specialmente il secondo, grande cavalcata. 3 avversari saltati, poi pallone per Rotolo, che ha fatto il compito di fatto più facile, ovvero mettere la palla alle spalle dell'estremo difensore avversario. Molto freddo in quella circostanza Rotolo. Abbassati, abbassati ancora, abbassati ancora. Va bene qua, Dice fermi. Leo. Fatti vedere, non mettere. Ruben, aspetta. Va bene così, vai Dami. Bravo, Cassata. Leo, allungati, Leo. Fallo lanciare. Si appoggia a Conan, Bravo. viene incontro Mensah, Ce l'hai, prova ad accelerare Mensah. Catanzaro, ancora per Mensah, si chiude l'1-2. Il 18, zona bandierina, rientra, ha un compagno vicino, lo serve. Traversone al centro, Esci la sta palla. un po' di confusione dentro l'area della Fortitudo con la Torre che guadagna calcio d'angolo. Vai Matti. Siamo già oltre di fatto il 25esimo minuto. È una delle ultime opportunità del primo tempo Testa alto, per la testa alto, più. Polisportiva Gonzaga, che può quantomeno accorciare. Traversone troppo corto sul primo palo, la sfera rimane lì, un po' di confusione, viene allontanato in qualche modo il pallone e su questa azione arriva il duplice fischio del direttore di gara. Fine primo tempo tra Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga, 2-0. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per la ripresa.
Eccoci di nuovo dal Giovanni Aloisio di Missil Mary, un cambio per la Fortitudo Bagheria. Fuori con la maglia numero 15 Audia, dentro con la 13 Abello. 2-0 il punteggio tra le due squadre grazie ai gol di Flamia e Rotolo. Ultimi check del direttore di gara, poi sarà secondo tempo. Fischietto in bocca. Si parte dal punteggio di 2-0 in favore della Fortitudo Bagheria, che ha giocato una buona prima frazione di gioco. È riuscita a rendersi pericolosa in un paio di circostanze con il suo numero 10 Ribaudo, uno dei più ispirati. Ancora qui la Fortitudo prova subito ad indirizzare anche la seconda frazione di gioco verso il suo binario. Fallo guadagnato da Scardina, quindi punizione per la Fortitudo. Giuseppe Flamia sul punto di battuta. Sventagliata sul secondo palo di fatto dalle parti di nessuno. E quindi rinvio dal fondo. La Polisportiva Gonzaga. Sali, Flavio, sali, Flavio. Poi tieni il centro a casa. Bravo, Flavio, bravo, Flavio. Calcio di punizione per la Polisportiva Gonzaga, che deve accelerare per recuperare il doppio svantaggio. Calmo, calmo, Rume, portala, Rume solo, portala. Attualmente la Fortitudo sarebbe, o meglio è a punteggio pieno, a quota 6, in testa al girone A del torneo Under 17 del Memorial, primo Memorial Carmelo Bongiorno, figura iconica del calcio giovanile siciliano, ma non solo. Una lunga esperienza da direttore sportivo del Calcio Sicilia, anche una collaborazione con l'Empoli a livello professionistico. Poi la scomparsa prematura, questo Memorial per ricordarlo. Dicevamo, la Fortitudo è attualmente in testa, quota 6 punti, segue proprio la Polisportiva Gonzaga, che ha vinto la scorsa giornata di misura per 1-0. Prova il Gonzaga a distendersi. Solo Ciccio. Ottimo il break di Acquaviva. Appoggia a Cassata. Recupera la Fortitudo con Catanzaro che apre molto bene, poi viene dentro al campo. Ancora Ribaudo. Porta palla. Il 10 fa una giocata da 10, salta 4 maglie avversarie, la mette poi in mezzo. Conclusione, gran parata qui di Faso, che dice di no. È stato bravissimo ancora una volta Ribaudo a portare a spasso tutta la difesa della Polisportiva Gonzaga. Poi l'assist, il più facile degli assist per un compagno, è stato bravo l'estremo difensore avversario a distendersi sul suo lato destro per dire di no.
supremazia territoriale in questo momento della Fortitudo, che gestisce il doppio vantaggio. Brava, bello. Gioca ancora. D'Amico va da Rotolo, è troppo lungo il suo suggerimento e quindi la Polisportiva alimenta l'azione offensiva con la corsa di Sutera, che nei pressi della bandierina il tecnico avversario chiama l'uscita del pallone, poi conclusione di Profeta. Arriva ancora Acquaviva dalla distanza col destro, troppo flebile il suo tentativo. Rinvio dal fondo per la Fortitudo. Cica, abbassati, Cica, abbassati. Stella dietro a lui e basta. Ok. Mezz'ora sul cronometro, ancora 2-0 tra Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga. Il girone A, categoria Under 17, affronterà poi la prima, la seconda del girone B, mentre chiaramente la prima del girone B affronterà la seconda del girone A. Qui proteste vibranti della panchina della Polisportiva Gonzaga. C'era stata un'imbucata a servire l'attaccante in maglia verde. L'arbitro non ha dato di fatto la regola del vantaggio, ha fermato l'azione dando sì il calcio di punizione alla Polisportiva, ma fermando in questo modo la ghiotta chance per la squadra in maglia verde. Resta comunque la possibilità di sfruttare questo calcio di punizione. Cioè, vergognoso, io non capisco che... vergognoso proprio. Vergognoso proprio. Cioè, chi sei l'ABC? Sul punto di battuta c'è Cassata, ma non solo. In corsa breve di Cassata col destro. Pallone centrale bloccato da Sarcona. Resta il rammarico per la Polisportiva per la precedente palla gol non convalidata dalla non regola del vantaggio data dal direttore di gara. Dai ragazzi, dai! In diretta sul canale di Sporticity su YouTube anche domani le finalissime del torneo Under 17 del Memorial Carmelo Buongiorno. La prima edizione è stata vinta per quel che riguarda la categoria Under 15 dal Palermo in finale sull'Academy Panormus. Altro cambio, è il quinto. La Polisportiva Gonzaga esce con la maglia numero 8 Acquaviva, entra in campo Cannella con la maglia numero 2. Forze fresche per cercare di rimontare il punteggio fissato sul 2-0 grazie alle reti di Flamia e Rotolo, entrambe nella prima frazione di gioco. Qui fallo in attacco e dunque Fortitudo che può respirare. Aiutaci Kevin. Dai. Attenzione al break della Fortitudo, esce il portiere, era stato bravo qui comunque Scardina a saltare l'estremo difensore avversario, ovvero Faso, era comunque tutto fermo per posizione di fuorigioco del numero 9, quindi calcio di punizione per la Polisportiva. 34 sul cronometro. Ci prova
con le ultime energie rimaste nel serbatoio. C'è ancora più di metà per quel che riguarda la seconda frazione di gioco per le speranze della Polisportiva. Speranze che proverà a neutralizzare la Fortitudo. Prova a gestire il possesso la Polisportiva, poi bravo Ribaudo a venire dentro al campo dopo che aveva recuperato il pallone, non si intende però con D'Amico. Di Giorgio, cross troppo lento, dunque di facile preda della difesa Total Blu. Poi Ribaudo, imbucata per Scardina che rientra sul destro, calcia Scardina, Parafaso, il pallone rimane lì, poi bravo il suo difensore per andare in soccorso dopo la respinta del suo portiere. Ribaudo, break della Polisportiva, perde un attimo di troppo. Calcio di punizione in favore della Polisportiva Gonzaga. Sul punto di battuta Francesco Cassata, classe 2006, 2 in barriera per Sarcona. Traversone sul secondo palo, la chiama Sarcona e fa una grande uscita con i pugni. Non era facile, era tagliato il cross di Cassata. È stato bravo Sarcona a chiamare la palla con coraggio, andarla a prendere in alto dove con le mani poteva arrivare solo lui. Prima sostituzione per la Fortitudo. Dunque cambio, fuori con la maglia numero 17 D'Amico, entra invece con la 7 Furaforte Alessio, classe 2006. 38esimo minuto in corso della seconda giornata del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno organizzato da Tony Bonuso. Ribaudo sembra di un'altra categoria, allarga la sfera per un compagno che rientra, converge, era proprio Furaforte che è appena entrato, quindi è fresco, proverà in ripartenza a sfruttare la sua energia, la sua brillantezza, la Fortitudo. Le squadre sono lunghissime adesso, dunque tanto spazio anche per la corsa di Furaforte che entra dentro l'area per Scardina. Fortitudo 3, Polisportiva Gonzaga 0. Cambia ancora una volta il punteggio in quel di Misilmeri. Dunque 3-0, bello l'assist di Furaforte dopo la giocata iniziale di Ribaudo e di Scardina. Poi la firma del Tris calato dalla Fortitudo. 39esimo, accelerare qui la Polisportiva Gonzaga se vuole provare a rientrare in partita. Cassata apre il gioco da Cannella che a campo può prenderselo, temporeggia un attimo di troppo forse
Viene fermato dall'ottima chiusura di Lopresti, che poi si accascia al suolo. Pallone buttato fuori. Sembra molto dolorante Lopresti. Ingresso immediato dello staff sanitario della Fortitudo. A seguire si disputerà Ciccio Galeotto contro Academy Panormus. Per completare quello che è il quadro della seconda giornata del girone A in questione, del primo Memorial Carmelo Bongiorno, categoria Under 17, organizzato da Tony Bonuso. Ancora dolorante Lopresti. Si riprende a giocare, visto che il numero 2 è fuori dal rettangolo verde del Giovanni Aloisio. Con estrema calma Sarcona, non avrebbe motivo di fare altrimenti. Poi gioca corto, sbaglia il passaggio o comunque mette in estrema difficoltà il numero 8 Piraino, che poi è bravo a cavarsela, regalando di fatto però il pallone alla Polisportiva Gonzaga. Con le ultime forze prova a rimettersi in partita. Tanta assenza quest'oggi per il Gonzaga. Traversone di Sutera troppo corto per qualunque compagno, quindi Fura forte. Temporeggia, scarica, poi apertura dalle parti del solito Ribaudo. Chiama il fuorigioco la panchina della Fortitudo, pardon, della Polisportiva, e quindi ancora Ribaudo prova ad accelerare, finisce il campo e dunque rinvia dal fondo per il Gonzaga. 42esimo, 3-0 il punteggio grazie ai gol di Flamia Rotolo nella firma finale di Scardina pochi minuti fa, arrivata dopo l'assist del subentrante Furaforte. Su, non giochi da solo. Rotolo, suo il secondo gol, palleggia. Chiama il tecnico della Fortitudo per cercare di gestire il possesso del pallone, visto l'ampio vantaggio a 8 minuti dalla fine della partita. Poi voi state connessi appunto per la seconda giornata sempre del girone A Apri tutto, che è? tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisidi. Mi fai diventare pazzo! Qui fallo e anche primo cartellino giallo della partita. Anche qualche screzio di troppo tra qui la Fortitudo e la Polisportiva. È stato ammonito con la maglia numero 4 Fabio Liga. Dal basso il Gonzaga. Cassata. Fura, accompagna la squadra. Apre il gioco. Poi sbaglia il passaggio, Acquaviva. Verso fuori, butta. Quindi rimessa laterale per la Polisportiva Gonzaga. Nel frattempo ancora giù Lopresti, le nostre telecamere cercano di inquadrarlo. Auguriamo pronta guarigione al terzino della Fortitudo. Ribaudo porta palla e porta a spasso 3 maglie avversarie. Va sul sinistro ancora Ribaudo, entra dentro l'area, poi mette in mezzo. È bravo ad opporsi di mestiere Faso, aprendo le braccia, di fatto coprendo tutte le linee di passaggio. Molto stanco Ribaudo, ha speso tanto in questa partita, ha fatto certamente la differenza con le sue sgroppate
nella metà campo avversaria. Bravo, Cicaro. Prendila, Cica. Palleggia la Fortitudo Cicalese. Da Fabio Liga che viene steso, calcio di punizione, secondi che passano, secondi utili per rifiatare, visto il triplo vantaggio per la Fortitudo. Una terza giornata sempre a seguire, si affronteranno Accademia Panormus e Polisportiva Gonzaga a completare il quadro Ciccio Galeotto contro Fortitudo Bagheria. Fortitudo di fatto con questa vittoria si assicura comunque il passaggio del turno, 6 punti in classifica e seconda vittoria su 2 gare a disposizione, quindi punteggio pieno. La squadra in maglia blu sta ipotecando il proprio accesso alla semifinale del primo Memorial Carmelo Bongiorno, categoria Under 17. Bravo qui Cicalese in chiusura. Rotolo viene incontro il solito ribaudo. Cicalese preferisce andare da Furaforte che scambia con Piraino. Ancora Furaforte, è fresco e si vede, va via con una magia. Poi torna un compagno, preferisce restare in possesso del pallone la Fortitudo, poi qua si prende un gran rischio Abello, è bravo e fortunato e quindi fa ripartire i suoi. Squadre davvero lunghe questa fase della partita, quando mancano 4 minuti più recupero. È facile questo, è facile. Se non volete correre dovete fare muovere 47 la palla. Se sbagliate i in passaggi corso. dovete correre. È una conseguenza naturale di questo sport. 3-0 tra Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga, grazie ai gol di Flamia, Rotolo e Scardina. Manca tra i marcatori Ribaudo, che però ha fatto davvero una gran partita. Qui Liga è accerchiato da maglie verdi, va da Scardina, porta la palla sul sinistro, pensa al tiro, poi preferisce andare da Rotolo, lascia Ribaudo in mezzo a 3, va via ancora Ribaudo, va sul sinistro, cade giù, fischia il direttore di gara, calcio di rigore per la Fortitudo Bagheria, che può mandare agli archivi la seconda giornata del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno. Fabio Liga sul pallone, Liga contro Faso per il 4-0 al 48. Rincorsa di Liga che apre e fa il quarto gol per la Fortitudo. Cambia dunque ancora una volta il punteggio, partita senza esclusioni di colpa. 4-0 per la Fortitudo, anche Fabio Liga aggiunge il suo nome all'elenco dei marcatori. Calcio di rigore guadagnato da Ribaudo. Ultimi scampoli di partita, la Fortitudo che sta portando a casa la qualificazione alla semifinale del primo Memorial Carmelo Bongiorno categoria Under 17. È probabile che la Fortitudo possa incontrare nella giornata di domani, la seconda del girone B. Bene in possesso qua la Fortitudo, che fa girare il pallone sfruttando anche il tanto spazio in campo aperto, che prova a prendersi Furaforte, poi viene accerchiato, pallone profondo, in fuorigioco però è scattato Rotolo.
Dunque tutto da rifare. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 4-0 tra Fortitudo Bagheria e Polisportiva Gonzaga. Ora rotolo! Prova a girare, no? Bro, a te! Con le mani Cicalese. Ribaudo. E ovunque poi perde un brutto pallone, break del Gonzaga. Si distende con la Torre. Torre si appoggia a Mensah. Mensah prova a fare tutto da solo, poi scucchiaia alla ricerca di un taglio che però non è mai arrivato. Dunque pallone regalato alla Fortitudo. Con calma Sarcona aspetta l'arrivo di La Torre per rimettere il pallone in gioco. 50° minuto che scocca adesso. Siamo nell'extra time. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Fortitudo Bagheria batte Polisportiva Gonzaga per 4-0. Questo è il punteggio finale della seconda giornata del girone B. Pardon, del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno. Da Nicolò Ciluffo è davvero tutto. Voi restate connessi per la prossima sfida fra Ciccio Galeotto e Academy.